Buonasera a tutti! Buonasera! 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 Eccoci qua questa sera, un nuovo appuntamento insieme a loro, il nostro Peppe Catanese Doc, Anthony, la zia Pina e il nostro Gianni. La zia Pina che si stacca, adesso la ripristiniamo. Gianni Ventura, buonasera ragazzi. Buonasera a tutti, come state? Bene, bene. Bene, bene. Oh, adesso ripristiniamo il tutto. E allora, ben ritrovati miei cari belli di Bella, perché inizia una nuova puntata insieme ai nostri artisti. Questa sera si canterà, ci divertiremo, anche perché ho visto che ci sono delle belle novità imminenti. Ho visto la zia Pina in sala registrazione nuovamente. Adesso ci racconterà quello che è successo. Abbiamo visto qualcosa. Nel frattempo salutiamo sempre tutti i nostri belli di Bella che sono collegati sul canale 75, il radio FM 103.7 in DAB blocco 10C, chi ci segue su TikTok, Facebook, insomma da tutti i social. Ragazzi, accomodiamoci, mettiamoci belli seduti, comodi. Scusami Gianni, tu ti metti qua, là, nel divanetto con i ragazzi e va bene. Allora, ragazzi, il primo vogliamo già parlarvi di un appuntamento molto bello il 21 di aprile. Ci sarà una bella serata proprio pranzo, scusatemi, ci sarà un bellissimo pranzo, un pranzo spettacolo proprio insieme ai nostri ragazzi all'Ex Balera Dance, che adesso si chiama Grease. Dillo al microfono. Grease, Mister Bianco. Grazie. Se tu lo dici senza microfono. Ero convinto che l'aveva messo io tu coso. No, l'archetto ce l'hai Antonio. Tu cosa l'hai io messo? La zappina. Che cosa? Non devo mangiare perché non è una caramella. Ecco, così ora siamo sicuri che sentiamo tutto. Allora ragazzi, cosa è successo? Perché non ci vediamo da un pochino, però ho visto che ci sono delle belle novità. Dopo il duetto che hai fatto insieme ad Agata, Peppe, adesso c'è il nuovo brano con la zia Pina. Un duetto con la mamma. Quando uscirà? Doveva essere oggi l'anteprima, però Ma co? non potti essere. Ma perché? Non potti essere. Ma che fu? Ce l'ha da Domenico Puglisi. Ma no, Domenico Puglisi, noi oggi la volevamo presentare, cosa successo è? Cosa successo è? Va bene, ma si sa quando uscirà? A presto. Metto l'anteprima martedì o mercoledì. Ok, la zia Pina non la vedo convinta, che c'è zia Pina? Ti ho fatto arrabbiare prima di venire qua? No? No, assolutamente. Ah, tutto a posto? Ok, adesso la ripristiniamo. Va bene. Invece Gigi, con te pure non ci vediamo da un po'. Come stai Gianni, Gigi? Benissimo, Ma io oggi sto benissimo. cambiando i nomi a tutti. Non so che cosa mi è successo, ma vi posso dire che a tutti gli sto dando nomi diversi. A Gianni l'ho chiamato Gigi, vabbè, tutto nella norma. Ma Gigi, oh ma Gigi. Non lo so da dove mi è uscito oggi. Anthony, tu che mi dici? Come sta andando il brano nuovo? Bene? Sempre di poche parole il nostro Anthony. Perché? Sei bellissimo oggi. Tutto sbrilluccicoso, bello come il sole. Va bene, rompiamo sto ghiaccio, vai, iniziamo a cantare, che direi è anche giusto. Chi vuole aprire oggi il nostro Anthony? Fatti sempre. Il nostro Anthony, Guarda, inizia lui. Prenditi il microfono però, ecco. Anche perché, come stavamo dicendo, è da un po' che non ci vediamo. Da quanto tempo non ci vediamo tutti quanti? Un mesetto? Un mesetto, sì. con Gigi di più. Chi è sto Gigi? Paci, non lo so oggi che tengo. Gigi. Il bello è che mi sono ripresa prima, Gianni. Ma io non lo so oggi che cos'è. La gelateria, sai cos'è? Si avvicina l'estate e penso al gelato e c'è Gigi della gelateria, capito? Sono Gigi e la gelateria, capito? Niente. Abbiamo perso Gigi. Gianni, perdonami, oggi non lo so perché ti sto chiamando Gigi. Prima a Nico Sammi l'ho chiamato Johnny, quindi non mi chiedete il perché, oggi devio tutto. Va bene, quindi cosa stavamo dicendo? Gianni, cosa mi dici per novità invece? Novità, ci sono brani in progetti preparazione? nuovi, sì. E in Prima più dell'estate? No, è uscita la settimana scorsa Fai paura, appunto, e 2.0. Quindi questa sera canteremo anche la nuova versione di Fai paura 2.0, riarrangiata, riproposta. Come questa decisione? No, questa decisione è stata delle persone perché era molto richiesta. Ok. Fai paura e quindi tutti, perché non la rianci? Una nuova veste. Una nuova veste, brava. Perfetto. Senti zia Pina, invece tu che mi dici? Com'è questo nuovo brano? Da ridere, bello. Fresco. Che combina sto È giro? ballabile. Che cosa combina questo? Perché io ho visto solo quando eravate in sala di registrazione, che come sempre tu sei una cosa... Prendi il microfono. Non ci arrivava il microfono, perciò io l'ho Certo, presa. perciò... non è che dice gli abbassavo il microfono, no, l'hai dovuto alzare, giusto?
Non fa fare, ma la compassa, come vuoi vai? Perché queste cose, dico io? Che poi non è che collochi mia. Voglio dire, te la sei cercata? Te la sei cercata. Facciamo che gli diamo per adesso il gelato alla zia Pina quando deve parlare? Facciamo così? Sì, facciamo così. Nocciole e cioccolato. Pistacchio. Allora, spegnetegli quello che glielo leviamo. Iniziamo a cantare. Se me l'avevi chiesto fai un po'. Sì, ora lo leviamo, zia Pina, ora vieni con me. Allora, Anthony, siamo pronti? A questo punto, con quale brano iniziamo? Prima cotta, prima amore. Va bene, ragazzi, si inizia a cantare con il nostro Anthony. Sai che ti conosco dalla prima elementare, prima cotta, prima amore. Sì, con te mi sento bene, giuro, tu mi fai sognare. Tu mi fai volare. Io ti amo, lo giuro, lo grida al mondo intero. Tu me laissi passare tutta l'eternità. Tu come sto cuore, tu sei battacendo allora quando stai vicino a me. Siamo nati per stare insieme, giuro, se ne liga amore, sia regina io e tuo re. Io ti amo, lo giuro, lo grida al mondo intero. Tu laissi passare tutta l'eternità. Volo, che sto cuore quando sta vicino a te. Otto butto pure a cinta loro e felice solamente quando sta con me. Volo, sangue infine il paradiso quando sto con te. Dio mi ha fatto questo grande dono, ma creato chi stiamo anche da te. Non ce l'ho caruto in cielo tutto quello che voleva vita mia, sì tu. Sai che belle storie io non do casi mille coloro stato insieme a me. Io ti amo, lo giuro, lo grida al mondo intero. Tu laissi passare tutta l'eternità. Volo, che sto cuore quando sta vicino a te. Batto tutto pure a cinta loro e felice solamente quando sta con me. Volo, sangue infine il paradiso quando sto con te. Dio mi ha fatto questo grande dono, ma creato chi sta amore anche da te. Volo, sangue infine il paradiso quando sto con te. Dio mi ha fatto questo grande dono, ma creato chi sta amore anche da te. Prima cotta, primo amore. Anthony, ci sarà qualche brano prima dell'estate, durante il periodo estivo? Sì, 4. 4 brani, questo dallo alla zia Pino, dallo a Peppe, che tu hai l'archetto. Ci sono 4 brani nuovi? 4 novità. 4 tutte solo o ci saranno accoppiate? Ce l'ha solo e un duetto con me. Oh, questa volta cosa combinate? Quale sarà il prossimo che verrà fuori, il singolo o il duetto? Singolo. Singolo. Possiamo già svelare, Anthony, quando verrà fuori? Già l'hai registrato? Prima delle feste della mamma. Ah, vabbè, abbiamo già capito allora. Quindi è in fase registrazione, poi ci sarà il video, giusto? E poi verrà fuori e uscirà. Voglio fare Va un bene. saluto. Sì. A Gianni Luna e Salvatore Principe. Sono gli autori dei vostri brani, giustamente. Li andiamo a salutare con un bacione grande grande.
A chi devi salutare più che la zia Pina ti ricorda? Alex Sambra, il brano che doveva essere oggi qua e non c'è. Il duetto che appunto è Con la zia di Pina. De Peppe con la zia Pina. Lo salutiamo tra l'altro ad Alex Sambra perché Alex è stato con noi l'ultima puntata che abbiamo fatto, l'abbiamo anche sentito cantare, ci aveva svelato di questo duetto che purtroppo oggi non abbiamo potuto fare l'anteprima. Va bene, ma non mancheranno occasioni ragazzi. Tra l'altro già qualcosina la potete vedere nel video che Peppe ha caricato, povera zia Pina quando gliene combina, però comunque quel giorno secondo me conveniva che un colpo di legno, no? No? Anche di più. Ecco. Va bene. Allora Peppe, che ne dici se cantiamo o prima facciamo cantare a Gianni Gigi? Gigi e Gianni. Basta, l'ho fatto apposta. È stato fatto apposta. Di proposito fu questa volta. 2.0? Paura 2.0 oppure no? No, facciamo Amo lei. Va bene, iniziamo con questa, quella l'attendiamo perché sono molto curiosa di sentire la nuova versione. Ci siamo? E allora andiamo con il nostro Gianni Ventura. Perché proprio a me non capita certe cose, perché io e te non potremmo mai fare. Quando ti incontro a mezza scala, mi sbatte forte amore per fare amore. Io stai case qua, al primo piano ci sta tua sorella, che la moglie e me, tu sai non si può fare, e mi fai tremare sta paura, e non mi importa niente, e straccia chi ste vanno, e ti dice la gogna e per il sono innamorato ma di tua sorella, ci siamo sposati 13 anni fa, non l'hai mai tradito con nessuno, è proprio con te la messa brava. Tu li conosci, sono un uomo serio, questa non è legge d'amor, tu lo sai, ma ti prego non mi provoca mai più, perché potessi nascere pazzi, amore. Lei mi dice sempre, il mio principe sei tu, io proprio a lei, da chi sta vita volevo avere, non voglio una storia, non voglio un'avventura, non ti regalo questo cuore, e mai tu mi hai ascoltato, non mi hai chiuso, io non la lascerò, sono innamorato ma di tua sorella, ci siamo sposati 13 anni fa, non l'hai mai tradito con nessuno, è proprio con te la messa brava. Tu mi conosci, sono un uomo serio, questa non è legge d'amor, tu lo sai, ma ti prego non mi provoca mai più, perché potessi nascere pazzi, amore. Lei mi dice sempre, sono innamorato ma di tua sorella, ci siamo sposati 13 anni fa, non l'hai mai tradito con nessuno, è proprio con te la messa brava. Tu mi conosci, sono un uomo serio, questa non è legge d'amor, tu lo sai, ma ti prego non mi provoca mai più, perché potessi nascere pazzi, amore. Gianni Ventura, bellissimo brano, lo abbiamo ricantato. Sono innamorato ma di tua sorella. È un problema quando succede una cosa di questa. Oh, sì. È un gran bel problema, perché poi come si dice a Catania, sciogli lo struppo. Sciogli lo struppo.
Fra cui succedono queste cose. Ma tu ce la fai a sciogliere sto ruppo? Un ruppo? No. Aspetta. Gianni, gli passi un attimo il microfono perché voglio capire questa cosa. Zia Pina, spiegami. Allora, Peppe gli chiede: tu ce la fai a sciogliere sto ruppo? E la zia ha risposto: sì, alla marinara no, ma se io chiedo sempre che ce la faccio. qual è la differenza fra quello e la marinara? Perché chiedo è più... Dolcizzato, è più complicato. Ma ce la fate a fare voi quello alla marinara? No. Ah, ok. Ah, no, perché Non volevo... sapeva fare tu faceva io. Dove? Io saccio un grapettare. Che vuol dire? Tacchi percia, tacchi mano. Ah! Grappettamento. Madonna mia, ma io non lo so come devo fare con questo. La Pasqua com'è andata quest'anno? Benissimo. Tutto bene. Non mi portavo manco l'uovo di Pasqua. Ma dopo l'ultima volta che ci hai dato il cavolfiore, che ti aspettavi l'uovo di Io Pasqua? te lo cambiai, che non ci portai niente. Giusto. Perciò c'è tu mussu, come si suol dire. Ce l'hai dato il cavolfiore? Te, ora tu friggi. Ecco, ora te lo friggi. Cantiamo, va, fritillo. Cosa cantiamo? Sì, l'amore. Sì, l'amore. Vieni. No. Sempre insieme, cuore e anima, per tutta la vita, senza mai gelosia, perché per me sei il canale tenero, una cosa sola, io te uguale amore. Sì, ma forza e tu mi fai vincere tutte guerre che perdevo senza te. Voglio a te, per me sei l'unico. Tu voglio bene e sto bene non fornisce mai. Sì, la moglie più canale, la storia da suonare, già prima di sposare. Io te desideravo, ti cercavo e ti pensavo, già prima di conoscere. Sì, un marito più carnale, con te tutto è più bello, perché tengo sempre a te. Tinda che sto caro mio, che potremmo cambiare il amore d'amore, se abitami. Sei che bello, non vede nessuno più. Sei diverso, proprio come piace a me. E poi a te, quando ogni problema a me. Sei piglia a capo e tutto bene assai qua. Sei importante come all'aria che respiro. Ogni cosa tiene senso insieme a te. Con te non tengo niente più, ma se mi passa s'appicciano l'occhio cuore mio. Sì, la moglie più canale, la storia da suonare, già prima di sposare. Io te desideravo, ti cercavo e ti pensavo, già prima di conoscere. Sì, un marito più carnale, con te tutto è più bello, perché tengo sempre a te. Tinda che sto caro mio, che potremmo cambiare il amore d'amore, se abitami. La moglie più canale, la storia da suonare, già prima di sposare. Marito più carnale, con te tutto è più bello, perché tengo sempre a te. Tinda che sto caro mio, che potremmo cambiare il amore d'amore, se abitami. Questo brano è bellissimo, è bellissimo. Abbiamo anche la nostra Agata qui, che però non è venuta a cantare, ma è molto bello questo brano. Devo dire la verità che anche qui su Bella me lo richiedono spesso, piace, perché insomma si vede che è proprio cantato con l'amore, perché è difficile trovare marito e moglie che cantano una canzone, questa lo esprime al pieno, quindi bravi ragazzi sempre, brava la nostra Agata, brava. Abbiamo tutti cantanti. Che c'è che guardi a terra? Ma ci hai pensato a farne un'altra? Con Agata? Lei guarda
Lei guarda come per dire, appena me lo vuoi fare di nuovo Se ti mi dici che tu lincio. canti Riuri, forza che mi dai il culo che sto. No, Chi c'è a dire sì o no? Sì, secondo me sì, c'è un sì di Sì, sì, sottofondo. sì. Che poi Secondo me vinci c'è tu. un sì di sottofondo. Secondo me c'è un sì di sottofondo. Poi ci Stefano fa la trentella alla mamma. In che senso? La trentella io canto da balla. Allora, io vorrei inquadrare la zia Pina di primo piano per fargli vedere lo sguardo che gli sta lanciando. Cioè, lui Io fate la tarantella che canta, io ci ballo. Tu vedi sto film tu? Aspetta, aspetta, no. No, vero sto film. Perché? Non ti piace l'idea? Cioè, fallo al contrario, tu canti e lui balla. Tu canti io a ballo. Io canto. Abbici un compreso la tarantella. Ciuri, Vai zia Pina, ciuridi. ciuri, camonta in onde in buoni. Chi sta? Chi sta bella? Un amico. Vedi che no, stai parlando con la zia Pina, ma non capi. Aspetta, ne fare più senza che mi dici tempo serio. Non devi mettere, sai, che lei è spontanea, Comunque ci vengono belle, quando ci vengono Non è bella sta canzone. Bella zia Pina, hai ragione. Promossa, hai visto? Beh, ci piacciono queste idee, fatele venire più spesso. Capito? Meglio che non lo rivediamo. Anthony, vieni qua, torniamo a cantare, va, che è tornato il momento di un altro brano. Allora, cosa ci fai ascoltare questa volta? 18 anni. L'ultimo brano che appunto è uscito del nostro Anthony e lo ricantiamo nuovamente, anche perché abbiamo cantato troppe poche volte insieme. Dai, centro del palco, si continua con il nostro Anthony. Oggi noi hanno speciale, che le stiamo ascoltando, non passaggi importanti. Marinda vita si fa. È tutto caldo stasera, sarà più bella sta festa, che tutta famiglia tua, avevi parato per te. I tuoi amici ci saranno, i cantanti tu del cuore, puoi festeggiare. 18 anni fatto tu, maggiorenne mo sei tu, a cominciare la vita, quanti cose hanno cagnato, sotto luce colorata si vestiggia la tua età, ma non sei più creatura, oggi sei di più, 18 anni fatto tu, quanti ancora da già fa, e sta canzone che ti canta è dedicata a te, e un applauso mo facciamo tutti insieme a te stasera. Tanti auguri a te. Quando regali che hai avuto, ma i regali più belli, e le emozioni da vivere da lui che papà e mamma. Arriva tutte insieme a cantarti tanti auguri alla tua nuova età. 18 anni fatto tu, a cominciare la vita, quanti cose hanno cagnato, sotto luce colorata si vestiggia la tua età, ma non sei più creatura, oggi sei di più, 18 anni fatto tu, tanti auguri da già fa, e sta canzone che ti canta è dedicata a te, e un applauso mo facciamo tutti insieme a te stasera, tanti auguri a te. Esta canzone che ti canta è dedicata a te, e un applauso mo facciamo tutti insieme a te stasera, tanti auguri a te. Grazie. Il nostro Anthony con questo brano nuovo dedicato proprio ai 18 anni, comunque anche al compleanno, qui è specifico per i 18 anni, però per il compleanno si può dedicare benissimo, anche perché insomma è come quando siamo piccoli che aspettiamo questi 18 anni, no? Io mi ricordo che quando avevo 14 anni facevo la lista
degli invitati dei 18 anni. Bello. Quella lista è cambiata 100 volte, giusto? Perché da 14 a 18 18 anni, un traffico che tutto chiede, ma quanti fa 18 anni? Poi e ora qui hai 50 anni che manco me ne accucci. No, ma il problema è che poi tu vuoi ritornare sotto i 18 poi, è vero, è una cosa perché io me la ricordo questa cosa, che proprio non vedevo l'ora di fare 18 anni, poi appena fatti oggi, non dico quanti, però dico, mi vorrei ritornare a 16 anni. Belli tempi. Belli, era tutto diverso ragazzi, senza TikTok, senza... Da mamma non mi dire 500 sempre là lei che paracamerava, non brava. Però aspetta, con 500 lire io mi ricordo che tu con 500, quando avevi 1000 lire ti compravi il gelato, le caramelle, le gomme da masticare e i soldi ti rimanevano, era assurdo. Io quando avevo 1000 lire mi sentivo ricca, c'era il ghiacciolo, oppure c'era il cucciolone, la faccia che la pipa, dai, mamma mia quanto belli tempi. La banana! La banana! C'era veramente la banana. No, lui ce n'erano gelati che il fior di fragola. Sta minacciando in diretta. Hai ragione, perché tu vai a sconcicare cose che non devi sconcicare. Ecco. Te le cerchi però, scusami. Poi c'era il fior di fragola, vabbè, quella all'amarena e cremino, c'erano belli gelati. Le bomboniere, che bei tempi, carosi. Se ne andavamo a giocare per la strada. Gigi la cameriera. Aspetta, cosa zia Pina? Aspetta che non ti sentiamo. Era anche il gelato quello con la faccia. Quello con il piedone, c'era quello col piede, ve lo ricordate? Poi quale c'era? Buonissimo. Aspetta, stiamo ricordando. E poi quando noi eravamo piccoli ce ne andavamo a giocare per la strada, perlomeno io. Sempre. Perché nella terra, a chiappa a Sciangatello. Così, i caretti facevano anche pulecci. Aspetta, la zia Pina sta raccontando un evento. C'era una sorella di mio papà che aveva 10 figli. Mizzica. Ma avanti no. Mascolo e femmine, c'era una strada che faceva su campagna e ne andavamo a giocare nei scogli. Che i piatti, l'epoca, cucinavamo. Sì. Bellissimo, ma malizia non ce n'è. Brava. Le poppette le facevate con la terra e l'acqua? Anche io le torte, poi le decoravamo con i fiori. Oggi come oggi. Ognuno aveva la sostanza e non mi battare gli spagni davanti a te. Vero, vero, ha ragione. Ma basta che ora ci muovo. Sta esprimendo il suo essere. Vai zia Pina. Ma guarda, non come uno alla testa e uno dei piedi perché a casa era mica. I piedi se lavavano. Arrugati. Anzi, mi ammazzavo, ci vogliamo levati le stipelle dalla faccia. E che ti stai dicendo? Ora erano tutti stanzetti, tutta la stanza comoda e che sono cauci. Che non puoi entrare, guai! Se per caso c'è qualcosa, no, non puoi dormire con me, vero? Vero, ha ragione la zia Pina, prima era più bello. Vogliono la zia Pina, non vogliono nessun altro. Vogliono la zia Pina. Sabina. La amiamo, però è vero, perché ritornare al passato, la differenza tra ieri e oggi è se avevano più valore. Aspetta, però fate la parola amico perché non è che la devo sentire. Una cosa, ora non c'è butta e getta. Usa e getta. Andiamo a visto tu, io ero più unico, tu andiamo a passare. Vero. Anche fra zii. Economia. E sta non diceva che poi facevano i mappini per studiare. Vero. Ha ragione. Allora partiva dalla tua tris cugina, non sai come ti arrivava a te quella cosa. Faceva talmente da cugina. Mai, per stare sempre intatta. Vai, no. La cugina. Visto? Oggi come oggi c'hanno che le plavano piatta, la biancheria. Ne hai lasciate tu e ne hai lasciate adesso. Te, questa è la perla di saggezza, però è vero, ha ragione. È vero, smettila tu. Vero. È vero. Nella fontana pure c'era ancora prima. Mia mamma aveva una pila, guardava acqua, una pignata. Sì. Ne piccava in la pila. E lì no, dici come li picchiavi. Aspetta, di là. No. Giriamoci verso la via. Sta come la pista mano. Stai vedendo stugno, ora la vecchio cutti. Per stare nelle femmine, per fare ne lavare, che fai? Picchiavi la mano e la metteva a capo, c'è giunghe, li stringevano, non faceva andare a fila, non mi posso scutare mai. Gli ha spugna che dei piatti, che dei zigidi, gli ha scacciato. Era per sgrassare quella. Perché la ricogliamo con i non ne c'erano puliti. Visto? Però eri senza punava poi la pignatetta. Vero, quella con l'acqua calda.
Però come sei cresciuto? Bene, casogno. Hai visto? Educato, era diverso. umile. Si cresceva in maniera diversa Non e c'era anche, tra l'altro, più ricchi di difese immunitarie rispetto a oggi. Perché oggi basta che mai una prendano malattia. un coppo di freddo Mai. si ammalano. Una volta stavi fuori all'acqua. Andavamo a mangiare. Beh, quello sempre. Andavamo a mangiare. Che tu che mandavo il signore, anzi ringraziamo il signore che l'avevo. Cosa che Vero. ti dico, la prossima puntata Ha vieni ragione. te sola qua. Sassetta. È vero, ha Questa ragione. righia. Ha ragione, è vero, non vi seccate. Così una volta, Ah, è certo. bello ricordare anche queste cose perché oggi si è perso tutto. Però non petti aiendo, ne Cuoli crudo, cuola mozzarella e cuola un gabbanino. È vero. Allora, ora, dopo tutta questa discussione, ora come andiamo, cambiamo i panini e poi vedo. Lasciala stare, tu che pensi sempre ai soldi? Aspetta, perché se non lo sentiamo. Se no... 5 maschi, uno a Pessannau. Ce n'era uno che ora non c'è. Stati zitto che sta raccontando. Mamma, che sto fanno? Una frittata. E mi sembra uovo fai. Ringrazia Dio che Ma c'è l'hai. l'uovo. L'uovo è pieno di proteine. Se Che ne tu sai? non vuoi, o tu non ristorante ti hai i soldi. E tu pavi tu, no che pavi la nonna. Tu sabava. Veniamo a sera, mamma, hai fame, che ti aspetta di affrettata? Se la vuoi te la mangi. E te la mangiava riscaldata. È vero, funzionava così. Allora, Gianni, che ne dici se cantiamo? Sì, Cosa dai. facciamo adesso? Facciamo ascoltare Fai Paura 2.0. 2.0. 2.0. Tu la vuoi una frittata? Io ho mangiassi una bella frittata. Ma magari io. Casomai lo va a cattelende mia perché viene io. Vero, anche le uova ora. Daniele Mappone, ciao. Per te, tu sei tutto per me, ogni giorno tu sei sempre più bella. Tu fai passi sensuale, così ti indormi, tu sei una cosa speciale. Siamo miei, non te la passa, amore gelosia, perché mi fai vivere. Malattia, dopo me si chiede malattia, ma con te voglio vivere. Mia signora sei particolare, sensuale, profumi di mare, insuperabile e spettacolare, mi piace a così, fai tremare, ti still labbra con so carnale, te voglio per sempre, fai paura, sei più bella spogliata in oscuro, e con te voglio stare sicuro. Tu stai e non ingressi mai, non invecchi, tu sei sempre più bella. Sempre cielo se sei, faccio quello che vuoi, basta che fai fuori con me. Non ti cagli, non giuro non ti cagli, mai con nessuno voglio solo a te. Vuoi tremare, mia signora sei particolare, sensuale, profumi di mare, insuperabile e spettacolare, mi piace a così, fai tremare, ti still labbra come so carnale, te voglio così fai paura, sei più bella e spogliata in oscuro, e con te voglio stare. Signora sei particolare, sensuale, profumi di mare, insuperabile e spettacolare, mi piace a così, paura, fai tremare, paura, fai tremare. Grazie.
Bravissimo Gianni Ventura, fai paura. No, per chi mi ha chiesto, Daniele Vaccarella, perché io ho preso adesso il telefono, ringrazio tutte le persone che continuano a segnalarci la live, ce l'hanno risegnalata. Ringraziamo a tutti. Cioè, oggi ci state facendo per il piacere di farcela chiudere e farcela riaprire. Adesso la riavviamo la live. Diceva, c'è questo ragazzo Daniele che dice: come si chiama questo cantante? Gianni Ventura. Ragazzi, Gianni Ventura. Poi dobbiamo salutare Tony Urso, un altro artista, lo salutiamo, che scrive: siete una ciao pumma. Fratello Tony. Ecco, dice me frati Peppe e poi la zia Pina, non c'è al mondo come lei. Un bacio alla zia Pina da parte di Tony Urso. Poi c'è Chiara che vuole salutare il marito David con un grande ti amo. Abbiamo Cioccolata che lo salutiamo, un altro artista che ci sta seguendo che chi era? Aspettate, Fabrizio Russo, un bacione ciao, anche Fabrizio. a lui. Zia Pina, sei la numero uno, number one da Veronica Alessandro. Un saluto a tutti da parte di Mister Angelo. Allora, stiamo riavviando la live perché l'hanno segnalata, ragazzi, quindi rimanete là. Tra un po' torneremo a salutarvi. Ci hanno letteralmente, questa è la terza volta che riavviamo la live. Posso fare due saluti? Certo. Voglio salutare a Alessandro, a Stefania, a Piccolo che è mio figliozzo. Poi voglio salutare a Pietro, a Francesco, a Nuzza. A Nuzza la salutiamo. Io saluto gli amici di Nesima, Daniela e Daniela, sono due Daniele. Due Daniele. Su, saluto a meglio che Seminara e a tutti i miei figli e a tutti quanti quelli della Bella Radio. Oh, grazie. A chi poi tu? Ah. La facciamo cantare la mamma ora o dopo? Certo, ora. Annesci i soldi. Certo, glielo presti il microfono per favore, Gianni. Sabina, mi raccomando, fai come sai tu. Fate Petro, Daniela, ciao. E la capa di fuori. Comincia un'altra giornata e io mi sento perso veramente. Con Matteo ogni giorno a travagliare, io mi stai sentendo male. Un bello sogno sempre senza soldi, buona parlo io con me ma ci dico se mi presta qualche cosa, casca giù nei catenari, invece non ne vai a pescare. Uomo, prestami 100 euro. A oggi ne so quanti ne ha costruito questi soldi, sempre soldi, dove cacciare la minera? Ah, come si la mazzola? Quando dice più soldi tu non hai mai, mi dici sempre poi quando piglia la pensione. Ogni primo mese poi da gioco bimbo, ma di riesci i soldi non ne vuoi parare. La massima te giorno a mangiare muloni, ma di riesci i soldi non ne vuoi sapere. A tutti i vedi 100 euro, sì. Quando dice più soldi tu non hai mai, ma prima o poi scopro un ne tu. Ma come ti lamenti sempre quando soldi tu avrai ammucciati. Ti giuro di venire a casa e manco un euro di rasse. Oh bello quando io dice più soldi tu per mia non hai mai. Mi dici che tu hai troppo spesati e poi da ciò bingo, che ti occhi tutti i soldi. Mamma, prestami 100 euro. A tutti vedi, io non ne manco per mia, e che più soldi? Quando dice più soldi tu non hai mai, mi dici sempre poi quando piglia la pensione. Ogni primo mese poi da gioco bingo, ma di riesci i soldi non ne vuoi parare. La massima te giorno a mangiare muloni, ma di riesci i soldi non ne vuoi sapere. A tutti vedi 100 euro, sì. Quando dice più soldi tu non hai mai, ma prima o poi scopro un ne tu.
esci i soldi non ne vuoi sapere. Che soldi? Sai che hai i soldi? 11 non ce ne sono. Ma cucca, nonna, dimmi là. E vabbè, poi ti scopro ogni mese. Non la bossa. No, è riservata. Abbiamo trovato un posto dove nascondere la borsa della zia Pina. Prima che anche questa gliela rompi, dopo quella basta, per favore. Vedremo che combiniamo sto giro. Mettiti il microfono vicino, sì. Zia Pina. Mia, una banna e me lo hanno mi butto una collana. Come si fa? Avanti. Scusa, ci disse Giuseppe, mi buttano queste collane. Dice sì, mi sa così io. Ho so che mi sa collana a capo che mi metti spago. Ci mi metti spago, quella ma buttare. E mi attaccavo un metti spago. Se ti vedi questo video è bellissimo. Non l'ho visto questo, mi è scappato. Non vorresti manco di come se buono, che da sì. Il suo d'accordo. Agata. Che ci aspetta il mio batto allo specchio. Sto bastardo, mi Ma però, ma io dico, ma tua mamma, ma non si fa, zia Pina. Che dice, ma cazzo spago come... È un momento di crisi, ma non queste cose lì. Che dice, ma cazzo spago come cane. Ma che cazzo per cane? Ma la collana non è. E un è. La donnai. Tornavo, ti sto coppa. Non c'è via di mezzo là. O gliela ritorni, altrimenti le prendi. Scusami, poi che gli hai combinato? C'è l'altro video che vi c'è da voi c'è una avuta, no? Grande. La botte del vino? Sì, e a fare un video diverso. Che era muccino tutto a registrare questo video, dopo che chiamavano a sta avuti. Sì, tu me la pigliare. Mi sa che non ha avuti. E detto sopra c'è lo sai che tu da... il venditore quello che gira. Oh, ma che hanno da sopra da avuti. Sì, che mi girava la testa con il venditore perché mi dava Piscinella l'ha visto un pezzi. Ah, non vai motta. Ma anche tu che gli fai fare a tua mamma? Tagliate questo video. Niente. Lo devo vedere, non l'ho visto. 150.000 persone, niente. Non l'ho visto. Mi chiedi una cosa. Del microfono, zia. Mi chiedi una cosa di gelata da chi è che do frigorifero? Te l'ho detto che c'è Gigi stasera. Allora è stirata con Gigi, Mi chiedi una entra, dice, mia mamma dice, sta bene, dice, sta fresca ma è tosta, una cosa di gelate. Ma tu sei proprio che te le cerchi però non di seccare. Quando sei uscita non gliel'hai fatta pagare, zia Pina? Mi buttava una banana, dice, mangi una banana. Se non l'avete sentito, dice che ci buttava la banana e ci si deve mangi la banana. Sei una cosa, ma sta fresca ma è tosta, ma io non lo so. Se non l'avete visto andate nel profilo nuovo, giusto? No, anche quello vecchio, me l'hanno sbloccato. Dopo 8 mesi mi sbloccano. È tornato online. Tu tienili tutti e due che non si sa mai. Va bene, che bella storia questa. Anthony, cantiamo? Sì. Te ti piace la banana? Buona. No, non è tanto sicuro, vabbè, ok. Allora, anche io. Quale cantiamo Facciamo adesso? con Beppe Catanese dopo. Voglio fare la mala? E allora un po' di movimento, che qui vogliono fare la mala tra una situazione e un'altra, insomma. Tutta la storia. Zia Pina, tu vuoi ballare? No. Voglio salutare a Maurizio Russo, sì, a Piero Mauro. Pietro Mauro, che tra l'altro ci vediamo giorno... Antonello Leotta. Vuoi salutare? Già fatto. Vuole fare la mala, contare i soldi viola, scappa dalla madama. Vuole fare la mala, nasconde nella tana tutta la marijuana cubana. Vuole fare la mala, contare i soldi viola, scappa dalla madama. Vuole fare la mala, nasconde nella tana tutta la marijuana cubana. Semina panico dentro la disco, io mi sento più carico, non resisto. Io sono mala, quindi tipo giusto, il ragazzo di strada che sfugge alla svisco. Ci vede per insomma sotto il vestito rosso, non sa che vada in coma. Sulla doppia è muy grossa, a letto non perdona, solo in metà ci sono come una pantera, perché non mollano. Vuole fare la mala, contare i soldi viola, scappa dalla madama. Vuole fare la mala, nasconde nella tana tutta la marijuana cubana. Vuole fare la mala, contare i soldi viola, scappa dalla madama.
vestito di nero, buona davvero, ama il suo bandolero, sono il suo pistolero, il suo pistolero. Lei sceglie le milioni, sì, solo nei posti più chic. Vuole fare mare, mosso con Don Perignon e gin. Vuole toccare la mia Glock, sentire che fa shot. Vicino a me si sente più forte di Robocop. Vuole fare la mala, contare i soldi viola, scappa dalla madama, madama, madama. Vuole fare la mala, nasconde nella tana tutta la marijuana, cubana, cubana. Vuole fare la mala, contare i soldi viola, scappa dalla madama, madama, madama. Vuole fare la mala, nasconde nella tana tutta la marijuana, cubana, cubana. Ragazzi, vi ricordiamo che giorno 21 di aprile ci sarà un pranzo spettacolo bellissimo proprio con i ragazzi all'Ex Balera Dance, vale a dire a Mister Bianco, che adesso si chiama Gris. Ok, ristorante Gris a Mister Bianco. Ragazzi, venite, facciamoci la foto ricordo, perché poi insomma altrimenti si fa tardi. Così come tanti carini, mettiamoci in posizione 1, 2, 3, cheese. Grazie Sonny. E ricordiamo che appunto i biglietti li potete già acquistare, ci stanno le locandine, basta andare nei vari profili, troverete le locandine, potete prenotare i vostri biglietti e in modo tale potete partecipare a questo pranzo spettacolo che ricordiamo è il 21 di aprile al ristorante Gris a Mister Bianco, che praticamente sarebbe l'ex Balera Dance. Allora, Gigi, ce l'ho detto apposta questa volta, gliel'ho detto apposta. Ormai oggi è così, no ragazzi, io ci gioco perché comunque c'è stato il fatto del gelato, ci sono state tante situazioni, io all'inizio lo chiamavo Gigi e Gianni Ventura, l'abbiamo già specificato. Allora Gianni, stavamo dicendo, è rimasto in attesa, allora abbiamo presentato Paura 2.0, Fai Paura 2.0 che è la nuova versione, a te quale ti piace di più? Devi essere sincero, tu che le canti tutte e due, sempre al microfono, sì, perché se no parliamo io e tu. Tutte e due, sì, tutte e due belle sono. Tutte e due? Non... Sì. Sì, il testo è anche è stato tutto Mario Di Stefano questo. Più che una nuova veste possiamo dire che Paura 2.0 è un po' il continuo dell'originale, sì, perché anche le parole sono diverse, quindi certo, non è la stessa canzone, riprende per far capire che tipo sì, Paura 2.0 nel senso la versione numero 2 del 2024, questo è il senso. Non si era capito bene all'inizio, sembrava che fosse stata riarrangiata e riproposta, invece no, è il continuo, esatto, è proprio una nuova versione, tutta totalmente nuova, molto bella, devo essere sincera, anche questa è molto bella, anche perché ho avuto questa idea di andare a riprendere il ritornello Fai Paura, quindi perché comunque ti resta, questa canzone è sempre rimasta, è bella, ti è sempre rimasta quando la canti. Quale brano facciamo adesso? Facciamo questa qua, dai. L'originale, diciamo la numero dai. 1, no l'originale, perché anche quella è originale. Certo. Andiamo con Gianni Ventura, Paura, Fai Paura. Esagerato, sostituibile con nessuna femmina, ma che si trasire in dolore, ma che si distrugge in amore. Fai paura, sei più bella spogliata in tuo scuro, e con te voglio stare so sicuro. Non batte nessuno fa amore, lo giuro, fai paura, e non stato mai nessuno, e poti sta roba senza cuore, attacca singolietto stimare, tutta vita voglio stare con te, solo con te.
insopportabile, gelosa da morire, ma ti si è rubato sto cuore solamente con tue parole. Fai paura, sei più bella spogliata in tuo scuro, e con te voglio stare so sicuro, non mi nessuno fa amore, lo giuro. Fai paura, e non sento mai nessuno, e poti sta roba senza cuore, attacca sento lieto stimare, tutta vita voglio stare con te, solo con te. Fai paura, e non sento mai nessuno, e poti sta roba senza cuore, attacca sento lieto stimare, tutta vita voglio stare con te, solo con te. Oggi abbiamo anche presentato il continuo di Fai Paura, ovvero Fai Paura 2.0, altro brano molto bello. Allora, a questo punto, Peppe, facciamo un altro brano? Che ne dici? Non facciamo un altro, perché almeno 3 brani ciascuno li dobbiamo fare, poi dopo vediamo cosa rimane. Che c'hai? Io voglio sapere come si titola. Sì. Allora, a Santiago, ai miei suoceri, a Cristina Di Benedetto, e io ora che canto una bella canzone e balliamo tutte pare. Quale vuoi cantare? Dinta sto cuore. Lo sapevo io, ragazzi. Già la zia Pina, che c'è? Aspetta, no, fermi. La zia Pina deve dire qualcosa. Come? Bonghe bon. Cosa volevi dire? Non c'è bisogno, non c'è. Già in primo piano lei che è pronta a ballare. No, dopo, dai, andiamo con Dinta sto cuore. Andiamo. Dai, let's go. Ma che donna sei, tu forse non lo sai, che lo che mi fai, rinda sto cuore, rinda sto cuore, rinda sto cuore. Tu mi travolgi come le onde, sì carnale, sensuale e profondo. Baby tu giuro non te manca niente, quando ballo fa impazzire tutte quante. Mezza sta veste sì che è importante, come mi attira sta voce e sta sguardo. Tu mi ingripata a me. Nera come una spagnola, se parla sulle derindo locale.
Con stile devo fa criminale. Per stile dire quando esci in scala. E ne cagavo tu mi mandi fuori. Ma poi ti giuro che mi innamore di te. Non mi fai morire, dimmi casa mia. Non mi fai morire, dimmi solo sì. Sei una malattia che non può guarire. Mi fai impazzire, che femmina sei. Con tutte quante stiamo dormendo. Parlo come rap in un secondo. Ti voglio fare solo una domanda. Sto che sti mani e sti capelli. Sto fisico tu giuro non sbaglio. La gente che tu sia più bella e non mi fai morire, dimmi casa mia. Non mi fai morire, dimmi solo sì. Sei una malattia che non può guarire. Mi fai impazzire, che femmina sei. Non mi fai morire, dimmi casa mia. Non mi fai morire, dimmi solo sì. Sei una malattia che non può guarire. Mi fai impazzire, che femmina sei. Voglio che lo sai, non ho incontrato mai una come te che t'assomiglia. Che t'assomiglia. Bongo de tighe tighe bongo de bongo de bongo de bongo. Che femmina sei. Non mi fai morire, dimmi casa mia. Non mi fai morire, dimmi solo sì. Sei una malattia che non può guarire. Mi fai impazzire, che femmina sei. Annuzza per te. Ragazzi, venite che siamo arrivati alla conclusura, purtroppo. Allora, con quale brano volete chiudere? Un Bress and Bress? Decidete. Io voglio salutare tutti i belli di Bella, come sempre, che sono stati con noi. Voglio ricordare che il giorno 21 aprile ci sarà questo bellissimo pranzo spettacolo all'ex Balera Dance, ovvero al ristorante Gris come pranzo spettacolo. Ok? Allora, se dovete fare qualche saluto, adesso è il momento, ragazzi. Io voglio salutare a mia moglie, Mario Litrico, Giuseppe Litrico e Daniele Marcone. Perfetto. E tutto lo staff di Bella, va bene? Grazie. Ragazzi, volete fare qualche saluto? A Salvatore Principe, a Gianni Luna voglio salutare. Sì. E a Gabriele. Gabriele Z, ciao Gabri, un bacione. Zia Pina, tu vabbè i saluti li ha fatti. Vuoi salutare qualcun altro, Zia Pina? Va bene così? No. Ah, ok. Quindi? Chiude Anthony? Lui la apre e lui la chiude. Con quale brano? Mare fuori. Mare fuori. Salutiamo tutti i nostri belli di Bella. Vi ricordiamo che la replica sarà martedì sera alle ore 22, quindi non ve la perdete. E noi diamo la buona serata a tutti. E che dire, ci vediamo presto. Buonasera. Appiccicata sigaretta, alla ci sta mamma che cagna in un daretto. Con sta fatica mo sciaccattammo pure a Reggio e Casetto. Sono cresciuto mezza via, saccio quello che mi aspetta. Non voglio un sistema, ma così sto fatto cose. Mezza via e meglio a te ne fiero, a venna veroso. Vado in sta caccirata, sono mega, e mo fa male cuore, sei pure tu. Non ci va a scuola, ma non ci va più. Acchiappa una caiola, curo chi le fuma. Amaro mo sta fuori, non mi posso vedere più. Non ti preoccupare, io ci sto male fa, ci sto male.
striscia. Tutti i giorni quando voglio uscire, o mora cadendo, mora acceso. A capo mi fa male, non arriva a capire. Si sono nato qua, qua la colpa mia. Ma non mi so fermare, ma non ritto sparo. Napoli a cadendo, guarda sta lontano. Tutti i giorni penso che ci fate male. Tutti i giorni penso male. Non ti preoccupare io, ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa. A re risparo sotto cielo, ci sto male.